Piazze sempre più vuote in questa emergenza che sembra non finire mai, qual è il vostro stato d'animo? Guarda, un disastro, non si lavora, gente poca, pochissima gente. La gente ha paura, non esce più? Non esce più, anche se sono ben tutelati con la mascherina per quello, perché ormai sanno come funziona, però veramente è una situazione disastrosa. E nei confronti dei suoi colleghi che non possono esporre la merce perché non hanno dei prodotti consentiti? Sì, non hanno prodotti alimentari, noi con i prodotti alimentari abbiamo sempre lavorato, nel senso ci hanno fatto fare i mercati, dopo è sempre un disastro. Chi è fermo invece? Chi è fermo ha un degrado proprio, una situazione, non so, poverini, perché adesso cominciano a fare i mercati, hanno cominciato da ieri, speriamo che il tempo continui a essere buono perché questo freddo qua anche ancora, guarda, non c'è nessuno in piazza. Un po' di tristezza ti viene perché siamo abituati a vedere tanta gente e purtroppo questa situazione diventa sempre più triste. Ecco. E la tensione sociale, lei ha paura che succeda qualcosa? Siamo tutti un po' in tensione perché ci fa paura questo virus, ecco, e allora ce ne stiamo un po' tutti quanti tranquilli, almeno la nostra generazione. Ha visto delle differenze fra il governo Conte e il governo Draghi? Insomma, sta cambiando la situazione o per voi? Assolutamente no. No, per conto mio è tale, anche perché cercano di andare avanti con un sistema di garanzia, di protezione di quello che vuoi. Ma lei si vaccinerebbe con il vaccino Sputnik? Guarda, io non li conosco i vaccini perché io, se dico la verità, sto aspettando vedere la situazione come andrà avanti. Io ho le mie idee, io non è che non voglio avvicinarmi, io mi vaccinerò se proprio sarà il momento che deciderò farlo, ma per il momento ancora non ho deciso di farlo. E la situazione economica invece, qua, le piazze sempre più vuote? Cosa vuoi? Non vedi che lasciano a casa quelli che vendono abbigliamento? Andiamo avanti noi con la frutta e la verdura, col pesce, formaggi, sì, noi andiamo avanti col lavoro che non si possiamo neanche lamentare perché almeno possiamo lavorare, capisci? Però c'è gente che mangia lo stesso, anche quelli che vendono scarpe, che vendono abbigliamento, che non possono lavorare, hai capito? Cioè non è una cosa tanto giusta questa. Come vanno gli affari in queste settimane? Siamo 3 settimane che siamo chiusi, abbiamo appena ricominciato. Insomma è un po' dura, ma speriamo che adesso andando avanti vada meglio, insomma. Con il discorso dei vaccini vede la luce in fondo al tunnel o ho ancora paura che questa emergenza possa andare avanti ad oltranza? Ma penso che andrà meglio, ma insomma un po' sbrigarsi magari, un po' velocizzare. L'Italia è un po' lenta con i vaccini? Sì, un pochino secondo me sì. E quando arriverà il suo turno lei si vaccinerà? Sì, sicuramente. Sì. Signora, lei ha fatto i vaccini? Sì, tutti e due. E come si sente? Sicura adesso? Sono sicura che non c'è più niente. Ecco, Sono a posto. E la politica del governo come sta lavorando secondo lei il governo Draghi? Mi penso bene anche. Sì, non si può lamentarsi, no? Finché tira fuori tutte queste robe. Quindi lei si sente in una botte di ferro in questo momento? Brava, sì, mi sento fate tutte e due, non sono stata male né niente. E viene al mercato di Susegana senza problemi? Sì, ma si abita qua, mi poco lontano. I clienti ci sono, arrivano o vede poca gente? Poca gente. Poca gente. Sì. Lei da dove viene? Dalla Cina? Sì. E in Cina com'è la situazione? Ma anche sempre così che lesi, sai no.